chiacchierata partendo dalle motivazioni per cui svolgiamo questa ricerca che sono riassunte in questa presentazione. Allora, partiamo naturalmente dal problema energetico che è sotto gli occhi di tutti, soprattutto in questi momenti. Perché studiamo la fusione, quindi? Come avviene il processo di fusione tra nuclei, e parleremo di plasmi in natura, parleremo della possibilità di riprodurre e sfruttare questo processo di fusione sulla Terra, qual è lo stato della ricerca fusionistica nel mondo e il passo che è in fase di costruzione in Francia, che è il protoreattore ITER, con poi contributi anche italiani e padovani. Naturalmente poi, se ci sono domande, sono a disposizione. Questo è un grafico che probabilmente molti di voi avranno visto e indica naturalmente i consumi di energia primaria nel mondo a partire dal 1990 e la produzione di CO2, e sappiamo tutti che sono due fenomeni strettamente correlati, soprattutto quando al consumo di energia evidentemente segue la combustione di fonti fossili che quindi producono CO2, per cui evidentemente l'aumento dei consumi di energia corrisponde anche alla produzione di CO2, all'aumento di produzione di CO2 che dei gas serra è evidentemente quello che ha la maggiore responsabilità. Ci sono anche diversi scenari, come vedete, in blu e in verde, a seconda dell'aumento della popolazione mondiale, a seconda di più o meno ricorso al risparmio energetico e all'efficienza, però evidentemente questi sono i dati. Quindi da una parte la pressione demografica, ma anche il miglioramento della qualità della vita e il benessere delle persone richiedono evidentemente sempre maggiori quantitativi di energia. E di conseguenza crescono anche le emissioni di CO2. Dal protocollo di Kyoto del 97, come sapete, ci siamo impegnati a ridurle, ma anziché ridurle continuiamo a incrementarle. E questo è appunto il grafico delle variazione della temperatura sulla superficie terrestre a partire da più o meno gli anni immediatamente successivi alla rivoluzione industriale, che è dell'inizio 800. E vedete che si sono verificati nell'ultimo secolo e mezzo delle variazioni di temperatura che in precedenza avvenivano nel corso di migliaia e migliaia di anni. Quindi abbiamo un brusco incremento di temperatura come mai non si è verificato sulla superficie del nostro pianeta. Evidentemente anche l'Italia si è impegnata nella riduzione delle emissioni di CO2, però non ci è riuscita, come non ci sono riusciti neanche gli altri paesi del mondo. Ecco, naturalmente conosciamo tutti anche l'impatto mediatico e anche l'impegno globale, almeno di certe frange della popolazione più sensibile a questa emergenza climatica che è in atto. E qui vedete quali sono i consumi di energia pro capite, che è anche un indice del livello di avanzamento e di sviluppo dei paesi. Vedete che il Nord America è caratterizzato da sempre da consumi molto elevati, anche troppo, perché conosciamo per esempio la loro abitudine scellerata di raffreddarsi in estate a 20 gradi anziché a 26-27 come ci accontentiamo in Europa e viceversa, e vedete che via via a seconda del livello di sviluppo e di industrializzazione dei paesi, questo consumo di energia in tonnellate di olio equivalente per persona, quindi varia tra 1,5 e 6 nei vari paesi del mondo. L'Europa è una via di mezzo, però naturalmente preoccupa, come sappiamo, la grande pressione demografica che c'è attualmente in Africa, in India e nei paesi in via di sviluppo, che via via ovviamente sono legittimati anche a richiedere maggiori consumi energetici pro capite per il loro sviluppo. Questo è un altro grafico interessante. Sulla sinistra vedete ad esempio il livello di illuminazione, quindi questa è una fotografia ripresa dal satellite. Vedete come l'Italia per esempio è riconoscibilissima, no? La pianura padana è un'immensa distesa di luminarie, però si riconoscono molto bene anche la costa orientale degli Stati Uniti e dei paesi più industrializzati. Vedete ad esempio come a seconda, in questo grafico invece sulla destra, questo Human Development Index, cioè un indice di sviluppo
che è legato in qualche modo sia alle condizioni climatiche sia al grado di avanzamento del paese. Per cui vedete per esempio il caso dell'Islanda qui sulla destra, che ha un enorme consumo perché evidentemente è un paese estremamente freddo, e così la Norvegia eccetera. Vedete qui se il mouse sta fermo, eccolo qua, e poi via via altri paesi, gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e così via. E vedete che i paesi emergenti come l'India e la Cina sono a questo livello, quindi via via si sposteranno verso destra, cioè sia diciamo, aumenteranno il loro livello di sviluppo, sia si sposteranno verso i consumi energetici pro capite in aumento. Ecco, lo scenario energetico per il futuro dovrebbe essere, cioè almeno atteso, di non superare i 2 gradi di aumento di temperatura per il 2035 con 450 ppm di CO2, tenete presente che siamo già a 410, già a 400 era stato considerato un limite ed è stato superato. E vedete come invece nelle curve colorate, a fronte di per esempio una diminuzione drastica ad esempio del carbone, a cui fa seguito ad esempio un aumento delle biomasse, del nucleare e di altri rinnovabili, l'olio più o meno tiene, il petrolio sicuramente nei trasporti non sarà facilmente sostituibile, il gas continua a crescere, diciamo che non si potrà trascurare in futuro nessuna alternativa. Evidentemente i combustibili fossili, come sappiamo, sono i maggiori indiziati per la produzione di CO2 e quindi andrebbero possibilmente sostituiti. Non sempre facile, non sempre lo si può fare in tutti i settori. Anche perché il problema lo vediamo qui, cioè volendo sostituire una centrale a olio tradizionale da 1 gigawatt che consuma 1.400.000 tonnellate di petrolio all'anno, e pensiamo di farlo con altri sistemi, e lo vedete lì, servirebbe la superficie del Friuli Venezia Giulia ad esempio coltivata a Barbabietola se volessimo farla funzionare a bioalcol, oppure 20 milioni di maiali se volessimo farla funzionare a biogas, 3 volte la superficie di Milano se volessimo sostituirla con un eolico, metà 50 km2, cioè metà della superficie occupata dalla città di Padova per il solare con anche costi elevati. E poi vedete le altre 2 alternative che sono il nucleare da fissione, che attualmente è commercialmente disponibile, 35 tonnellate all'anno di uranio, mentre per la fusione sarebbero sufficienti solamente 100 kg di deuterio e 150 kg di trizio, perché 1 kg di deuterio e trizio diciamo equivalgono a 10.000 tonnellate di carbone. Poi lo vedremo che hanno in sé in una piccola massa una grande quantitativo di energia potenziale. Ecco, naturalmente questa è una cosa che tutti sappiamo, no? Cioè, dipende da come utilizziamo la differenza tra fonte e vettore, no? Però ad esempio nel settore dell'automobile evidentemente la vedete la vignetta tra sopra e sotto, dal punto di vista poi dell'inquinamento della emissione di CO2 non c'è nessuna differenza, però evidentemente nel secondo caso il guidatore è più contento perché ha una sensazione guidando un'automobile completamente elettrica di essere rispettoso dell'ambiente, no? È chiaro che se poi invece la produzione di energia elettrica viene da fonti tradizionali il risultato non cambia. Ecco, in realtà, come sappiamo, tutta l'energia che c'è sulla Terra, sia le fonti rinnovabili che quelle non rinnovabili, hanno come origine il Sole e le altre stelle. Perché, ad esempio, l'energia geotermica che sfruttiamo in alcuni casi deriva da quello che è successo quando la Terra stessa è stata creata, no? Dopo il Big Bang, quindi col decadimento di quella che è stata poi la produzione del nostro pianeta stesso e il lento raffreddamento che sappiamo sta comunque avvenendo. E così pure evidentemente la fissione, perché tutti gli elementi radioattivi che possiamo estrarre dalla Terra, quelli derivano dal fenomeno del Big Bang. E poi via via il Sole, evidentemente tramite la fotosintesi ha prodotto le biomasse e anche i combustibili fossili, evidentemente sia il solare termico che il fotovoltaico sono riconducibili all'effetto del Sole. Il Sole poi crea i venti e quindi anche l'eolico e l'idroelettrico in qualche modo. Per cui alla fine qualunque tipo di fonte stiamo usando sulla Terra in realtà
è riconducibile al Sole oppure alla creazione stessa del nostro pianeta nel corso del Big Bang. A questo punto passerei questa è un'immagine ingrandita di quello che avviene sulla superficie del Sole, e quindi sono, come vedete, avvengono fenomeni per cui quella fiammata che si può vedere sulla sinistra è molto più grande del nostro pianeta stesso, per cui avvengono fenomeni di fusione, perché il vero motore, no, del Sole e di tutte le stelle è la fusione nucleare, quindi la fusione attraverso il quale, grazie all'enorme campo gravitazionale, quindi di pressione, l'idrogeno si trasforma in elio e energia, bruciando 600 milioni di tonnellate di idrogeno al secondo, quindi, e il Sole non è neanche tra le stelle più grandi, come sappiamo, è una stella di media grandezza. Ed è il fenomeno che, diciamo, tiene acceso il Sole in tutte le stelle. Allora, per fusione noi intendiamo due nuclei leggeri, nel nostro caso il deuterio e il trizio, che sono isotopi dell'idrogeno, perché è stato dimostrato dai fisici che sulla Terra con l'idrogeno non ce la faremo mai, cioè noi non siamo nelle condizioni di ricreare per il campo gravitazionale gigantesco e le pressioni che ci sono nel Sole, che stiamo parlando di milioni di atmosfere, evidentemente è un campo gravitazionale che è 1 milione di volte superiore a quello della Terra, e quindi lo dobbiamo fare attraverso gli isotopi dell'idrogeno. E perché questo? Perché gli isotopi dell'idrogeno, contenendo neutroni, fanno sì che i neutroni aiutano le reazioni perché forniscono ulteriormente energia. Allora vediamo qual è, diciamo, in funzione del numero di massa atomica, l'energia che serve per la fusione e quella che serve per la fissione, no? Quindi vedete che alla fine c'è questo andamento strano, per cui c'è un picco e dopo verso la fissione c'è un lento, diciamo, asintoto in basso, mentre per la fusione c'è una crescita. Quindi questo spiega che il processo di fissione, cioè di spaccare i nuclei di uranio, avviene in questa direzione. Quindi noi, fornendo tutto sommato relativamente poca energia, riusciamo a spaccare questi nuclei e a ottenere diciamo, che ci venga restituita l'energia di legame. E su questo principio della fissione si basa i reattori a fissione, che come sappiamo esistono già da 4 generazioni, sono ormai una realtà consolidata, diciamo, a partire dagli anni 50-60. Mentre per la fusione vedete che passare dall'idrogeno fino all'elio c'è richiesta un'energia in proporzione molto più grande, no? Quindi qui stiamo parlando di energia per nucleo in MeV, quindi in mega electron volt. E vedete che, diciamo, questo grafico spiega la difficoltà che abbiamo ancora nel riuscire a fare la fusione. Cioè la fusione è un processo che ha molti vantaggi che vedremo, però ha un grosso svantaggio, ed è quello che richiede all'inizio che venga fornita una energia molto elevata, ben più elevata di quanto succede per esempio negli impianti a fissione che sono ormai una realtà consolidata. Cosa fa la fusione? La fusione converte massa in energia, perché se io sommassi la massa del deuterio e del trizio e poi sommo quella del loro prodotto, che è l'elio, e di un neutrone che mi avanza, trovo che c'è una piccola differenza. E questa piccola differenza di massa, per cui il prodotto è più leggero dei suoi componenti, di deuterio e trizio, si trasforma in energia con la nota equazione di Einstein che vedete lì, quindi dove quell'e in realtà è un delta massa per c al quadrato, quindi quello vuol dire che anche una massa piccolissima, moltiplicata però per la velocità della luce circa 3 per 10 alla 8 metri al secondo al quadrato, evidentemente diventa una quantità di energia molto significativa. Lo vediamo qua in un altro modo, eccolo qua. Vedete che il deuterio è evidentemente un protone e un neutrone, mentre il trizio è un protone e 2 neutroni. Quando collidono formano elio, che è diciamo due protoni e 2 neutroni, avanza un neutrone che mi serve nelle reazioni di fusione e viene rilasciata la quantità di energia propria della fusione, che è energia termica, quindi alla fine quello che io ottengo è energia termica, esattamente come una centrale termoelettrica dove brucio qualcosa, un combustibile fossile, oppure una centrale geotermica dove ottengo del calore che poi posso sfruttare in una turbina a vapore e per produrre energia tramite l'alternatore.
questo punto viene da chiedersi, d'accordo, la teoria l'abbiamo capita, ma deuterio e trizio, come facciamo a reperirli? Allora, il deuterio costituisce un'anomalia dell'idrogeno, ogni 10.000 atomi di idrogeno uno è di deuterio, perché così scherzo bizzarro della natura. E quindi se ne trovano 33 grammi ogni metro cubo, e siccome l'acqua di mare per fortuna sulla Terra è l'unica cosa che è abbondante e abbiamo tutti, abbiamo stimato 10 alla 13 tonnellate di deuterio. Mentre il trizio, che è un isotopo radioattivo che non si trova in natura, si forma dal litio all'interno del reattore stesso, partendo dal deuterio e iniettando il litio. Il litio se ne trova sia nell'acqua di mare sia nella crosta terrestre, quindi è un componente delle rocce, per cui anche di litio abbiamo stimato 12 megatonnellate nella crosta terrestre e 10 alla 11 nell'acqua di mare. Quindi insomma sono per fortuna entrambe risorse molto abbondanti, cioè risorse per 20 milioni di anni stimati, con i consumi ipotizzati di una centrale. Vediamo se parte il video, eccolo qua. Allora, mentre il video appunto vi fa vedere che evidentemente sia il deuterio che il trizio, essendo carichi positivamente, non possono far altro che respingersi, perché la barriera coulombiana fa sì che le due cariche positive tendano sempre a respingersi. Per fonderli dobbiamo fare in modo di superare questa barriera che diciamo li fa naturalmente respingere, come se fossero due calamite entrambe positive. E per far questo dobbiamo fornire un'energia sufficiente a fargli fare quel salto del grafico della slide precedente, e quindi lo dobbiamo fare fornendo energia dall'esterno. Allora, abbiamo detto che nel Sole questo avviene sia per la temperatura e soprattutto per il campo gravitazionale, quindi con un effetto di pressione, ma in un reattore sulla Terra dobbiamo raggiungere temperature che sono anche 10 volte superiori a quelle del Sole, e stiamo parlando di 150 milioni di gradi. Quindi quando poi qualcuno mi chiede ma voi fate la fusione fredda, dico sempre, se fosse fredda a 150 milioni di gradi direi di no. Ecco, quindi noi cerchiamo di arrivare a questa temperatura. Naturalmente a tale temperatura stiamo parlando del quarto stato della materia, cioè il plasma. Il plasma, qui c'è un altro, vedete come funziona, no? A un certo punto, a seconda, no? Dobbiamo fargli fare, diciamo, risalire la china, però evidentemente la forza coulombiana fa sì che loro, finché non gli forniamo sufficiente energia per andare giù dall'altra, per cui dopo prevalgono le forze di attrazione nucleare, noi cerchiamo di spingere la pallina dalla parte di destra e succede quello che vedete nel grafico, nell'animazione di sinistra, e quindi abbiamo la repulsione. Dobbiamo fornire abbastanza energia e poi a un certo punto prevalgono le attrazioni nucleari quando siamo a un raggio sufficientemente piccolo, e a quel punto abbiamo la fusione. Dicevo del plasma perché tutti noi conosciamo il solido, liquido e gassoso fin dalle scuole medie, ma il plasma cos'è? Il plasma è un gas altamente ionizzato dove, diciamo, il nucleo perde la sua struttura e tutto, diciamo, tutte le particelle che lo compongono, quindi sia i protoni, i neutroni e gli elettroni, sono, diciamo, in una forma di disordine, per cui le particelle cariche, diciamo, viaggiano un po' per conto loro, come se fossero un enorme mare disordinato. Ecco, questo è il plasma, che in realtà è un fenomeno che si riscontra anche sulla Terra, cioè le aurore boreali sono un tipico esempio di plasma, molto freddo naturalmente, rispetto ai plasmi che studiamo in questo laboratorio, ma anche i fulmini sono un plasma. Le fiamme, la fiamma di un fuoco è un plasma. In realtà il 98% della materia è plasma, cioè quasi tutto l'universo è formato di plasma, solo che noi siamo sulla Terra e tocchiamo il solido, vediamo il liquido, andiamo a nuotare, no? E quindi conosciamo la forma liquida, respiriamo, quindi conosciamo la forma gassosa. Il plasma lo intuiamo appunto, no? in quei fenomeni dei fulmini, delle fiamme che vi dicevo, però quasi tutto è plasma. Cioè, se guardiamo una notte stellata, tra poco ci sarà in agosto la notte di San Lorenzo, quello che vedremo nel cielo è tutto plasma, quindi sia diciamo, oltre al vuoto che c'è tra le stelle e i pianeti, però è quasi tutto
quindi le nebulose, le galassie, le stelle, il gas interstellare è tutto plasma, quindi il 98-97% di tutta la materia in realtà è nello stato di plasma. Qui c'è anche alcune, anzi 99, qui ci sono anche alcuni esempi, no? Vedete, dove sono riportate le temperature in Kelvin, quindi le fiamme, le aurore boreali sono plasmi tipicamente freddi, i venti solari, gli spazi interstellari, ma anche le luci al neon naturalmente, no? Sono dei plasmi, i fulmini, la corona del Sole, le nebulose, e questo è il cuore di Giove, e questi sono plasmi ultrafreddi. Ecco, quello che caratterizza un plasma, e quello che interessa a noi anche nel nostro laboratorio, sono soprattutto tre cose, di cui ne vediamo due qui, cioè la temperatura e il numero di particelle per metro cubo, cioè la densità. Quindi noi dobbiamo andare a fare dei plasmi molto caldi, ma anche con una sufficiente densità, perché se fossero troppo rarefatti, quel fenomeno, no, di fusione non potrebbe avvenire. E tenete conto che, ma poi lo vedremo, il nostro problema è proprio il fatto che noi operiamo con pochi grammi di materia in ultra alto vuoto, quindi noi operiamo in un ambiente che per sua natura è praticamente privo di qualunque cosa. Quindi da una parte vogliamo la densità del plasma, ma dall'altra dobbiamo ottenere il plasma libero da tutto il resto, quindi libero dall'aria, dalle impurezze, eccetera, perché sia il più puro possibile. E quindi lo faccimo in reattori ad ultra alto vuoto. Quindi il paradosso è che uno, se pensa all'ultra alto vuoto, dice ma praticamente materia non ce n'è quasi. E invece noi dobbiamo fare un plasma in queste condizioni per riuscire a fare la fusione. Ecco, queste sono le vignette. Qualcosa di più realistico, cioè partiamo da un po' di storia. Già nel 1939 Bethe spiegò come la fusione ha alimentato le stelle, e una fusione purtroppo che c'è stata con effetti devastanti è nel 1952, cioè la bomba H non è nient'altro che l'effetto di una fusione di nuclei incontrollato, quindi un effetto distruttivo. Purtroppo, come sappiamo, gli scopi bellici spesso arrivano molto prima degli scopi pacifici. La fusione nel 1958 a Ginevra è stata declassificata, quindi da diciamo, materia per studi bellici, no? Una volta che si capì la pericolosità della bomba H e la volontà anche per fortuna di non ripeterla. A quel punto si cominciarono gli studi pacifici, finché nel 68, perché poi alla fine ci hanno messo molto la testa i russi, che in questo periodo non sono molto di moda, ma insomma, con le loro macchine, e quindi cominciarono diciamo, i loro studi ancora nel 68, quindi insomma è una storia lunga più di 60 anni. Si raggiungono quindi risultati significativi di un Kev, quindi circa 11 milioni di gradi, e questo è un titolo del 58 a Calam, dove adesso c'è l'esperimento da fusione più grande attualmente in funzione, che è il JET di cui vi parlerò, e già nel 58 insomma si redava la sensazionale risultato di un sole fatto da noi ed è fatto in Gran Bretagna, naturalmente il solito orgoglio dei nostri cugini inglesi. Vediamo se questo video parte. Allora, come si il problema qual è? Come manteniamo un plasma così caldo lontano dalle pareti? È chiaro che 150 milioni di gradi non è pensabile che esista un materiale che possa anche solo sfiorare e rimanere integro. Allora il plasma viene ingabbiato in un enorme campo magnetico. Siccome il plasma è un gas ionizzato, quindi un gas carico, può essere mantenuto lontano dalle pareti all'interno di un recipiente che si chiama toroide, che è un grosso ciambellone che vedete in sezione, attraverso delle bobine che sono quelle blu, che percorse da correnti anche molto elevate, nella nostra macchina stiamo parlando di 50 mA, creano un effetto magnetico, e per cui evidentemente il plasma viene confinato all'interno di una camera da vuoto, anche se poi è un po' a tutta veste perché tende comunque a non disporsi, cioè evidentemente non è proprio molto ordinato per sua stessa natura, quindi deve essere in tutti i modi evitato il contatto con le pareti.
e quindi in sostanza è una grande gabbia magnetica e il plasma può rimanere dentro solo per questo motivo e naturalmente una volta che è dentro poi dobbiamo anche riscaldarlo. Ecco, una macchina toroidale la vedremo dopo, anche se la vedremo smontata perché attualmente stiamo facendo un ulteriore avanzamento scientifico, quindi stiamo modificando la camera da vuoto ed è RFX, quindi RFX che è il nostro esperimento da cui siamo partiti, cioè quindi gli studi a base sulla fusione sono cominciati già negli anni 60 al Dipartimento di Elettrotecnica, quindi sono proseguiti qui con RFX, che non è una macchina, allora anche questa è una macchina di confinamento magnetico, è della categoria dei reversal field pinch, quindi non è un tokamak. I tokamak sono attualmente, li vedremo dopo, la forma di confinamento magnetico più promettente per fare un reattore. I reversal field pinch sono macchine ad uso scientifico, cioè una macchina che non farà energia, però ci consente di studiare il plasma molto bene e per certi versi in maniera diversa dai tokamak e soprattutto anche di esplorare un campo che i tokamak non ci consentono. A questo punto, una volta che abbiamo confinato col campo magnetico il plasma, il problema è riscaldarlo, perché il plasma di per sé non riesce ad raggiungere le temperature, neppure ricorrendo ad esempio a una corrente ohmica, cioè nei plasmi, eccola qui, facciamo correre una corrente e lo riscaldiamo quindi per effetto della legge di Ohm. Però così facendo non riusciamo a raggiungere le temperature volute. Pensate che in RFX siamo arrivati a 18 milioni di gradi per mezzo secondo, però abbiamo bisogno di 150 milioni di gradi, quindi abbiamo bisogno di dare un riscaldamento addizionale. Ci sono diversi modi di dare questi riscaldamenti addizionali. Nell'esperimento di cui vi parlerò, che è ITER, che è in corso di costruzione in Francia, che attualmente è quello diciamo, di più attuale che stiamo facendo, sono tutti presenti perché tutti danno il loro contributo e tutti devono essere testati. Ci sono delle antenne praticamente ad altissima frequenza che riscaldano quindi il plasma per un effetto di risonanza. Ci sono anche dei girotroni, quindi ci sono comunque fenomeni come dire, di accoppiamento, no, tra queste antenne e delle risonanze, onde elettromagnetiche e infine i DIM, che sono rappresentati dal biliardo. Allora, cosa succede nel biliardo? Sappiamo bene che c'è una palla, che è quella che colpiamo con la stecca, che colpendo le palle ferme trasferisce loro la quantità di moto, quindi noi non facciamo altro che con gli iniettori di neutri accelerare le particelle e quindi mandarle a sbattere nelle particelle che sono all'interno del contenitore, del toroide. Col grosso problema che vedremo adesso che per accelerare le particelle dobbiamo ionizzarle, quindi dobbiamo caricarle nel nostro caso negativamente, perché altrimenti non riusciamo ad accelerarle, no? Per repulsione elettrostatica. Però una volta che le abbiamo cariche non possiamo mandarle cariche, perché le particelle dentro il plasma sono cariche e poi c'è il campo magnetico che funziona come un enorme muro. Quindi io una volta che ho queste particelle molto energetiche devo anche neutralizzarle e vedremo dopo che la neutralizzazione è uno dei problemi che ha fatto sì che esista questo laboratorio in cui ci troviamo oggi. Cioè è un laboratorio dove studiamo l'iniettore di particelle neutri, quindi studiamo uno dei sistemi, anzi il principale sistema di riscaldamento delle particelle del plasma di ITER, quindi è questo il motivo per cui esiste questo laboratorio. Vediamo come potrebbe essere una centrale a fusione, no? Allora, evidentemente esiste quello che noi chiamiamo vacuum vessel, quindi il toroide, al cui interno appunto attraverso un mantello di litio esterno, no? che dobbiamo creare, e tramite i neutroni che si liberano da queste reazioni facciamo quello che si chiama il ciclo del trizio, quindi dal deuterio e dal litio otteniamo il trizio, dopodiché l'elio che viene prodotto deve essere portato via perché a questo punto costituisce un'impurezza, una scoria di lusso, ma è pur sempre una scoria, e quindi partendo, vedete, da deuterio e litio, che sono quello diciamo che chiamiamo il combustibile, no? Del reattore, otteniamo il trizio e lo consumiamo all'interno della reazione. L'elio lo dobbiamo portare via
e nella parte bassa, che si chiama divertore, per mezzo delle reazioni di fusione e soprattutto del bombardamento neutronico otteniamo il calore che poi evidentemente va a un generatore di vapore e va in turbina, e questo è tutto e per tutto simile a una centrale termoelettrica tradizionale o anche una centrale a fissione, insomma, dove da una parte abbiamo le barre di uranio evidentemente che producono calore per il cadimento radioattivo e così via. E, ad esempio, ecco, il dilattore è un oggetto particolarmente complicato perché è pur vero che la fusione non produce scorie, però è anche vero che grazie a tutta l'energia che produciamo l'irradiazione neutronica del dilattore è 10 volte superiore che nel reattore a fissione, quindi abbiamo un problema legato allo sviluppo di materiali che devono essere più prestanti del reattore a fissione. Ecco, allora, questo che vedete non è diciamo, molto bello, ma è attualmente la macchina da fusione che si chiama JET, che è stata costruita negli anni 80, quando ancora la Gran Bretagna faceva parte dell'Unione Europea, è il Joint European Torus, ed è la più grande macchina in funzione per il confinamento magnetico, quindi è un tokamak e ha questi parametri. Può fare impulsi fino a 10 secondi, naturalmente ha al suo interno anche dei neutral beam più piccoli di quelli che stiamo utilizzando per ITER, e hanno consentito anche di fare determinati risultati che adesso vediamo. Cioè, più che altro, JET ha ottenuto la fusione, perché spesso mi chiedono, ma allora questa fusione ci state ancora arrivando? No, la fusione l'abbiamo ottenuta. 16 megawatt di fusione dal JET sono stati già ottenuti nel 1996. Il problema è quel Q, cioè cosa vuol dire? Che il riscaldamento addizionale ha superato diciamo, la potenza che ho tirato fuori, no? Pensate un po' al fenomeno dell'elettrolisi. Allora, tutti sappiamo fare idrogeno, no? Naturalmente, basta avere la pila e l'idrogeno si può fare. Però in tutto questo processo, se io produco l'idrogeno consumando l'energia elettrica della pila per poi rifare l'energia elettrica o usarla in una fuel cell, cosa succede? Che alla fine il gioco non vale la candela, cioè io ho consumato più energia di quanta alla fine riesco a ottenere di nuovo. Quindi l'obiettivo evidentemente è di avere un riscaldamento addizionale che però poi mi consenta di avere una fusione tale e quindi una produzione di energia tale per cui lo recupero completamente, quello che vi ho dovuto dare prima, altrimenti evidentemente non vale la pena. Di recente, e sto parlando del febbraio di quest'anno, vedete questa curva in rosso, il JET ha fatto di nuovo un impulso record e quindi è arrivato a 59 megajoule, cioè scusate, sì, 59 megajoule di energia, ha fatto 13 megawatt per un tempo più lungo, e questo è importante oltre al record in sé perché ha dimostrato che quello che si sapeva e che si pensava sulla fusione e diciamo quello che è alla base del progetto ITER era vero, per cui quello che stiamo pensando di realizzare, cioè siamo sulla buona strada. Vedete, non mi sono soffermato prima, questa qui è la camera da vuoto all'interno del toroide del JET. Sono tutte mattonelle di grafite che appunto evidentemente hanno la capacità di resistere, e in questo caso si parla evidentemente di resistenza alla radiazione termica, no? Perché siamo in molto alto vuoto, però comunque quelli che noi chiamiamo plasma facing components, cioè quelli che guardano un plasma a 150 milioni di gradi per la legge di Boltzmann, no? Evidentemente ricevono comunque un'irradiazione molto intensa, e quindi gli unici modi di farlo sono usare la grafite, che ha il vantaggio di essere più modellabile, però lo svantaggio è che quando viene colpita dal plasma si sbriciola e quindi evidentemente inquina il plasma. E invece il tungsteno, che sarebbe più resistente, però è molto più difficile da lavorare per evidenti motivi. Ecco, qui vediamo come ad esempio facciamo ad accendere un plasma, e come lo facciamo anche qui in RFX. Quindi abbiamo un avvolgimento, no, intorno al toroide che viene percorso da correnti molto elevate. A un certo punto noi, chiudendo istantaneamente un interruttore, scaricando questa corrente su delle resistenze chiamate di trasferimento, questa induttanza, proprio per la variazione istantanea, crea un campo magnetico che induce una forza elettromotrice, quindi
andiamo in qualche modo a far circolare una corrente all'interno del plasma. Ecco, quello che vedete in questa immagine, in questo rendering che qui c'è una persona, invece è l'esperimento al quale attualmente stiamo lavorando. Tutti quei paesi di sopra, speriamo che la luce continui, perché la luce dentro diciamo, ha tutti gli effetti al progetto ITER. È un progetto in kind, cioè ognuno di questi partner, Unione Europea, Cina, India, Sud Corea, Giappone, Stati Uniti e Russia, costruisce i pezzi per ITER e li porta nel sud della Francia, dove questo International Tokamak Experimental Reactor, che però è anche l'acronimo, questo è l'acronimo, poi ITER naturalmente sappiamo tutti che in latino significa la strada, ok, ITER Itineris, quindi evidentemente c'è questo doppio significato. È stato finanziato dal 2007, nasce ancora da un'idea, pensate un po', quando ancora si andava d'accordo, del 1990, quindi un preliminare accordo tra Reagan e Gorbaciov. Poi ci hanno messo 10 anni per capire dove andava finito, perché c'era il fronte, diciamo, di alcuni paesi che lo volevano in Europa, altri lo volevano in Giappone, e alla fine si è trovato un compromesso. Probabilmente ci costerà 25 miliardi e non 20, ma ad ogni modo è in corso di costruzione. Se andate sul sito iter.org ci sono molte webcam, molte animazioni in tutte le principali lingue europee, avete, diciamo, tutta la possibilità di vedere. Hanno fatto anche dei fumetti, perché ovviamente la divulgazione scientifica a tutti i livelli è sempre. Poi abbiamo i giapponesi, e quindi vedete che con i manga loro sono sempre molto. Ecco, uno degli aspetti fondamentali della fusione calda, che poi anche questo si differenzia dalla fusione fredda, è il fatto che ci vogliono delle dimensioni minime, cioè è un esperimento che non può avvenire se non con determinate dimensioni di una camera da vuoto. Vedete che la camera da vuoto di jet è questa qui in violetto, questo è il raggio maggiore, quindi diciamo è la distanza tra il centro del solenoide centrale e la fine del toroide, e vedete che ITER sfiora gli 8 metri. Quindi ITER ha una camera da vuoto di 840 metri cubi, ben più grande di quella di jet, nonostante poi a un certo punto per motivi economici abbiamo fatto l'errore, è stato fatto, diciamo, l'errore di ridurlo d'Italia, perché riducendolo d'Italia per ridurre i costi, in realtà ITER ha sofferto di questa riduzione in Italia, perché una camera da vuoto si dimostra ci vuole di certe dimensioni. Quali sono? Ecco, ITER ha un sacco di, come dire, ha un sacco di obiettivi, anche troppi, perché dobbiamo testare materiali di prima parete, cioè il tungsteno, il berillio, i metalli liquidi, dobbiamo studiare un plasma stazionario con Q uguale 5-10, dove 5-10 vuol dire che io ho fatto 1, quello che gli inietto di potenza addizionale per riscaldare il plasma, ottengo 10, quindi ITER dovrebbe arrivare a 500 MW, 500 MW termici dandogliene 50, di cui 35 qui nel BIM, che sono quelli che studiamo nel nostro laboratorio. Dobbiamo studiare la tecnologia anche per gestire il trizio, naturalmente, e provare anche sistemi di neutral beam a elevate tensioni che non sono mai stati creati fino ad ora. Tanto è vero che poi ci si è resi conto di recente che ITER non basta e che bisogna andare in parallelo anche con un altro tipo di esperimento. Quindi è nato DTT, di cui il principale, diciamo, sponsor è l'Enea, quindi di Frascati. È un progetto da 500 milioni di euro dove c'è dentro anche il consorzio FX, però ci sono dentro i cinesi, la BEI, la Banca di Investimenti Europei, e questo ha soprattutto lo scopo di studiare il divertore, che è la parte bassa del reattore, perché ITER ha un divertore che potremmo anche pensare a un certo punto di cambiarlo ogni 6 mesi, però DTT viaggia nell'ottica di poter cambiare diversi tipi di divertori, perché un reattore commerciale, che sarà più grande di ITER, però paradossalmente dovrà essere più semplice, perché dovrebbe essere dato in mano a noi ingegneri farlo funzionare, che non è facile, però dovrà essere clonato in tutto il mondo e quindi non potrà essere così complicato. Pensate che nell'ottica del reattore commerciale, che si chiama Demo, il reattore da 2 GW,
Cioè, abbiamo già il problema che per ITER stiamo producendo dei materiali nell'ordine dei chili, e quando faremo demo avremo bisogno di tonnellate, quindi sono materiali estremamente difficili, costosi da produrre, e quindi se uno passa da una scala sperimentale, unica al mondo, a una scala diffusa, no? Evidentemente si pone anche il problema dei materiali, perché noi adesso stiamo prendendo a prestito tutte tecnologie di derivazione rotaziale e tutte cose molto avanzate, però è evidente che poi non posso costruire un qualcosa che non riesco a clonare, a ripetere a costi accessibili. Ecco. Nel frattempo, naturalmente, vabbè, noi andiamo avanti, come sapete, anche con il nucleare da fissione. Vedete, io sono stato a vedere la centrale di Caorso, perché per fortuna sono riuscito a vederla tramite uno dei nostri colleghi che è stato presidente della Sogin. È una visita molto interessante. Era l'unico, come sapete, anzi il più grande impianto da fissione in Italia, e altri ce ne sono evidentemente. No, e dico, è significativo che gli attuali partner di ITER sono anche quelli che detengono il 90% degli impianti a fissione, quindi la fissione sta continuando a dare il suo contributo, no? Soprattutto perché, a parte il problema dell'espolima, è esenta dalla produzione di CO2. Ecco, vediamo cosa facciamo qui per concludere, dopo mi fate qualche domanda. Allora, evidentemente noi operiamo soprattutto sull'esperimento RFX, eccolo qui, che poi vedremo anche se è smontato, che è un plasma da... facciamo plasmi per uso scientifico, anche noi in ottica di ITER. Siamo arrivati nel 2011 alla massima quantità di plasma di 2 MA. E con un campo di 0,7 Tesla e un impulso da 0,5 secondi. Attualmente adesso i cinesi se lo vogliono copiare tale e quale. Questo esperimento è il più grande reverse field beam al mondo. Quando lo vedrete, se poi andate a vedere ITER, dite è un giocattolino, sì, però della sua, diciamo, natura è il più grande. Eccolo qua, e soprattutto abbiamo sviluppato le diagnostiche di plasma. Quindi i RFX è zetto di diagnostiche, quindi tomografia per l'analisi dei raggi X, che la vedete qui, iniettore di pellet dove ne facciamo dei pellet di idrogeno congelato, interferometro per lo studio della densità, mi pare, tanto scattering, un neutral diagnostico, spettroscopia UV. Quindi abbiamo nel tempo sviluppato molte di queste diagnostiche specifiche per plasma, alcune delle quali le troveremo anche in ITER. E anche nel nostro esperimento facciamo una corrente di plasma cortocircuitando diciamo, un avvolgimento magnetizzante con la legge di Faraday e da flusso indotto, e quello che poi vedremo naturalmente sono le nostre bobine toroidali e coloidali, che sono quelle che contengono il nostro plasma, perché anche il nostro plasma evidentemente ha bisogno di essere confinato, esattamente come quello di ITER. Questa è la nostra prima parete, 2000 rotti mattonelli di grafite con una speciale chiavetta che ci consente poi con un manipolatore di sostituirle nel caso che si rompano, cioè nel caso che vengano intaccate dal plasma disruption. Ecco, questa è stata la copertina di Nature di qualche anno fa. A un certo punto ci siamo trovati sulla copertina di Nature perché ci siamo accorti che il plasma a certe condizioni si autostabilizza, quindi prende una forma come di elastico attorcigliato e quindi si mette in una condizione di stabilità che non avevamo previsto prima d'ora. Eccolo qua, la copertina di Nature Physics. Vediamo se alcuni risultati significativi sempre di RFX. Questo è il nostro tipico impulso, non so se si vede perché qua le animazioni sono sempre un problema quando si cambia. E poi quello che vedremo anche a breve da basso è appunto l'iniettore di neutri per ITER. Allora in ITER appunto gli impulsi dovranno durare fino a 3600 secondi e uno dei modi principali di riscaldare il plasma sarà di lanciare le particelle neutre attraverso questo oggetto che vedete sulla destra e che vedremo poi giù perché il prototipo è già stato realizzato, almeno nella parte del vessel. Acceleriamo gli ioni negativi fino a 1 milione di volt, che devono essere estratti con 40 ampere di intensità e con una densità di 200 ampere per metro quadro.
e diciamo partendo da 60 megawatt elettrici di partenza riusciamo a ottenere 16 termici, quindi voglio dire abbiamo un rendimento che è di circa il 30%. Un domani per i reattori commerciali dobbiamo aumentare il rendimento perché andiamo a perdere molta energia, cioè partiamo da 60 e arriviamo a 16-18 al massimo. Ecco, perché hanno deciso di costruire una test facility a Padova? Perché si è resi conto che anche qualora ITER riuscissimo a costruirlo, eccetera, con il solo riscaldamento onico e con gli altri riscaldamenti addizionali arriveremo a temperature dell'ordine di 20 milioni di gradi, ma ci vuole un neutral beam. E siccome sono neutral beam ad alte prestazioni, che non sono mai stati realizzati fino ad ora, con tutta una serie di problemi legati soprattutto all'isolamento delle altissime tensioni vuoto, perché noi acceleriamo 1 milione di volt, quindi abbiamo una piattaforma che poi vedremo isolata a 1 milione di volt e stiamo testando a 1,2 milioni in corrente continua, unica al mondo, realizzata dai nostri colleghi giapponesi, e quindi abbiamo tutta una serie di problematiche per cui non si potevano fallire i neutral beam, cioè come se l'accendino del plasma non funzionasse, quindi è preparato tutto il fuoco, però gli manca un modo in cui accendere il plasma. Quindi è stata realizzata dove ci troviamo adesso, nell'ultimo lotto diciamo, dell'area della ricerca di Padova, la parte sud che era disponibile all'epoca, e in realtà consta di 2 esperimenti, perché quello che è mitica, che vedremo poi sulla destra, è in tutto e per tutto in scala 1:1 l'iniettore di neutri per ITER, sarà identico. Spider invece, che è l'esperimento più piccolo che è in funzione dal 2018, testerà la sorgente di ioni, perché come vedremo poi la sorgente di ioni è il componente chiave dell'iniettore, quindi la produzione di ioni negativi per poi essere accelerati ha richiesto un ulteriore esperimento più piccolo, però più facile da gestire, perché acceleriamo ioni a 100 kV, quindi per noi una tensione 10 volte inferiore è più facile da gestire, no? Perché chiaramente 1 milione di volt pone tutta una serie di problematiche. Quindi vedremo Spider, che attualmente è in manutenzione ed è aperto, e poi vedremo Mythica. Il principio è questo: noi partendo da una sorgente a radiofrequenza iniettiamo un gas neutro che è idrogeno, e poi anche useremo deuterio, lo acceleriamo attraverso delle griglie elettrostatiche e poi quando è bello carico dobbiamo deflettere attraverso delle piastre positive e negative le particelle ancora cariche, e quelle che restano sono i neutri, e i neutri possono andare avanti fino al plasma di ITER, che da noi non c'è, e quindi vanno a sbattere su un calorimetro raffreddato, perché il nostro, ovviamente noi non abbiamo il toccano, quindi noi sviluppiamo l'iniettore di neutri, però ci fermiamo lì perché ci manca, diciamo, l'altro pezzo che è in realizzazione. Spero di essere stato nell'ora che avevo puntuale e preciso. Adesso io vi lascio volentieri se avete qualche domanda, così torniamo sulle slide e poi andiamo giù e vediamo sia la parte degli iniettori di neutri, che è in questo nuovo laboratorio in cui ci stiamo trovando in questo momento, sia un excursus storico su RFX, che è nell'altra sede storica che abbiamo qui. Prego, se avete qualche domanda o curiosità, volentieri, così magari torno su qualche concetto. Avete anche i microfoni, se volete fare domande basta premere. Perché poi probabilmente questo non so per quale fatto decade. Seconda domanda che vi volevo fare. Nelle carte che ho guardato immaginavo che potevamo venire quando, essendo aperto la macchina, era in manutenzione. Ho letto che l'idrogeno passava al cesio. C'era una particolare ragione per quale motivo si sta studiando l'idrogeno e poi si passa a un altro eventuale aiuto dato da qualcos'altro? Sì, detto di rispondere. Allora, sulla durata, ecco, sicuramente è ambizioso il traguardo di ITER, perché abbiamo visto i plasmi di jet. I plasmi di jet mi pare sono dell'ordine di alcuni secondi, no? Con una macchina che ha 30 anni di età, che a furia di... però è normale, non è la fusione. Cioè, pensate che RFX è stata costruita nel 99, abbiamo raggiunto la corrente di plasma 20 anni dopo. È normale perché se io partissi subito a tutta birra, spacco tutto e dopo mi fermo. Adesso banalmente abbiamo qualche problema su Spider, siamo fermi per 1 anno e mezzo. Cioè, fermare una macchina così e metterci le mani è talmente complicato che richiede del tempo.
quindi richiede la progettazione, eccetera. Quindi questo è un po' anche il motivo del perché la fusione sta andando purtroppo lenta, perché è molto complicata. ITER sicuramente deve dare come obiettivo l'ora, cioè già 3600 secondi di plasma stabile è già un bel traguardo. Lo stesso l'abbiamo anche in mitica, che è l'iniettore di neutri, anche se poi a livello scientifico saranno sufficienti 5 minuti. Diciamo che l'ora sarà il test di durata, cioè quello che si prefigge in mitica, che è il primo iniettore di neutri, è di fare un'ora, star ferma 3 ore e poi fare un'altra ora. Quindi è un test di durabilità dell'iniettore. Ancora non si sa se demo, che è il reattore commerciale, sarà pulsato o sarà continuo. Mentre gli impianti a fissione bene o male in genere sono continui con poca possibilità di moderazione, ancora non si sa se sia meglio, perché ad esempio banalmente, lo vedremo, mitica, che c'è l'iniettore di neutri, ha delle criopompe, no? Le criopompe a elio liquido, a elio supercritico, che devono essere rigenerate. Le criopompe, vediamo se le vediamo da qualche parte, se no sono sul pannello giù. Ecco, qui intorno non si vedono, ma intorno a questi elementi che dopo vi spiegherò giù, che sono gli elementi, si chiamano binline component, sono quelli che neutralizzano il fascio. Ci sono delle criopompe perché un modo di neutralizzare il fascio accelerato è di iniettare un gas, idrogeno neutro, e quindi diciamo, siccome noi andiamo a fare delle particelle negative aggiungendo elettroni, alla fine devo strappare gli elettroni sia deflettendoli su piastre cariche, positive o negative, sia facendoli passare, quindi diciamo per sfregamento, in una nuvola di gas, idrogeno o deuterio, e questo però fa sì che la pressione sale. Allora, per tenere bassa la pressione, ho due enormi criopompe 8 metri per 2 alimentate a elio supercritico a 4 Kelvin. Il problema qual è? Che dopo un po' le pompe si saturano perché sono fatte in charcoal, quindi sono in carbone vegetale attaccato su dei pannelli, e quindi come delle spugne a temperature bassissime assorbono l'idrogeno, però dopo un po' ne hanno assorbito troppo. E allora ogni ora di funzionamento devo rigenerarle, devo portarle su di temperatura, farle desorbire, il gas viene portato via dall'impianto da vuoto di cui comunque l'iniettore è dotato e poi devo ripartire. Quindi questo è uno per esempio dei motivi per cui anche in ITER così ho una grossa valvola che mi consente di separare gli iniettori dal tokamak e di far sì di poter rigenerare le criopompe. E questo è uno degli elementi a favore del reattore pulsato e non continuo. Sul fatto del cesio, il cesio viene usato anche in Spider, non l'abbiamo ancora usato, nel senso che Spider ha finito la prima fase, adesso nella seconda introdurremo il cesio. Perché si usa il cesio? Perché aumenta di molto la produzione di ioni negativi. Allora, in un'altra slide che qui purtroppo non l'ho fatto vedere, neutral beam a ioni positivi ne hanno fatti tranquillamente fino a 600-700 kV e sono anche più facili da fare. Perché però non si fanno questo tipo di iniettori per ITER? Perché hanno un limite intrinseco che poi non si riesce più a neutralizzare. Cioè, allora, l'iniettore positivo funziona che io tiro via gli elettroni, quindi ho degli H+, e quelli li accelero, però poi non sono più capaci di neutralizzarli. Invece gli H- sono molto più difficili da fare nella sorgente, la nostra una radiofrequenza, però una volta che li ho fatti la neutralizzazione è relativamente più facile, dico relativamente perché stiamo incontrando comunque delle difficoltà. La sorgente appunto usa del cesio in vuoto che viene vaporizzato come catalizzatore della produzione di ioni negativi, quindi i miei H- aggiungendo elettroni li faccio utilizzando un elemento del primo gruppo che è il cesio. E anche questo lo stiamo testando in Spider, che è l'esperimento piccolo. Ancora non abbiamo i forni, ma non abbiamo ancora usato il cesio, e il prossimo passo sarà usare il cesio e sarà naturalmente usare anche il deuterio. È chiaro che tutti gli esperimenti, per esempio la fusione, finché non funzionano bene si preferisce continuare a usare l'idrogeno, perché ha gli stessi risultati del deuterio, però non avendo neutroni mi pone meno problema di attivazione. Perché naturalmente il problema di attivazione fa sì che una volta che useremo il deuterio avremo per esempio dei tempi più lunghi per accedere al bioshield, eccetera, eccetera. No?
È una sorgente autorizzata da ISPRA, Spider, abbiamo già tutti i monitori di neutroni in giro, però finché non funziona bene e non siamo sicuri andiamo avanti con l'idrogeno. Poi passeremo al deuterio. Lo stesso abbiamo fatto in RFX. RFX ha funzionato l'idrogeno per 20 anni e solo relativamente da poco tempo abbiamo cominciato a usare il deuterio per il problema dei neutroni. I neutroni ovviamente, come sapete, hanno la capacità, essendo proiettili veloci, di attivare altri materiali, quindi voglio dire, loro fanno diventare radioattivi quello che magari radioattivo non è. E tipicamente in un'altra facility fatta in Giappone stiamo studiando acciai speciali, cioè a ridotto contenuto ad esempio di vanadio, perché alla furia di neutroni il vanadio diventa radioattivo. E quindi la metallurgia dei reattori a fusione è un altro, diciamo, settore strategico che attualmente stiamo studiando. C'è qualche altra domanda o curiosità? Previsione di ITER. Quella è la domanda sempre No, scomoda. ma un'altra cosa è quando ITER avrà partorito la sua opera, Sì. nasceranno tanti altri piccoli ITER nel mondo. Allora sì, l'idea, cioè alcuni dei nostri ci stanno già pensando, addirittura si sta anche pensando a un filone, perché sarebbe più facile, un reattore ibrido fissione-fusione. Perché la fusione diciamo, ha un grado di confinamento che è veramente impegnativo e paradossalmente diciamo, con i neutroni diciamo, scarsi, ecco, che nella fusione non me ne faccio niente, mi servirebbero tranquillamente per i reattori a fissione. Quindi se io avessi una coppiata tra un reattore a fusione e uno a fissione, potrei sfruttare anche quello che nella fusione non serve per far funzionare un reattore a fissione, quindi potrei avere un reattore ibrido. È uno dei temi di studio, no? Perché poi alla fine uno deve costruire qualcosa che funzioni. L'idea è di fare un reattore, come dicevo, grande 4 volte, quindi 2 gigawatt, intrinsecamente più semplice, più grande e più semplice, probabilmente avrà 10 o 15 iniettori di neutri anziché 2, come ha ITER, e che saranno anche più piccoli, perché ci stiamo rendendo conto, e già i giapponesi ce lo dicevano da anni, che 1000 kV è veramente una tensione, cioè 800 kV è quasi un punto di non ritorno. Arrivare a 1000 e a 1200 di prova si sta rivelando molto difficile. Adesso vedrete giù, poi passando, vedrete la nostra diciamo, gabbia di Faraday che contiene la sorgente di Mitica, che è già pronta, è realizzata da Siemens per non far nomi, ed è una piattaforma sospesa, lontana da tutto, perché quando sarà in funzione, anzi durante i test è già andata, deve arrivare a 1,2 milioni in continua. E quindi anche il sistema di purezza dell'aria, cioè pensate di fare una clean room 30 metri per 30 per 30, dobbiamo fare cose estremamente precise e però con dimensioni, cioè le tolleranze a accoppiamento di questo oggetto qua, che si stanno facendo diventare manti-meter, stiamo parlando di credo centesimi di millimetro su settori che pesano 38 tonnellate l'uno. Quindi dobbiamo accoppiare pezzi enormi costruiti metà in Corea e metà in Europa con tolleranze ridottissime, no? E poi pensate che un oggetto di questo è completamente forato dalle diagnostiche, da tutti gli spazi per i manipolatori, gli spazi per i beam, e una volta in funzione è tutto robotizzato, perché non ci posso andare, perché diciamo, l'oggetto tokamak si irradia e quindi poi non posso più mettersi le mani. Deve essere tutto robotizzato, incluso la saldatura, il taglio delle lamiere, i controlli radiografici, quindi io devo poter mettere poi le mani in maniera automatica a qualcosa che è lì e non ci posso più andare vicino, per via delle radiazioni che utilizzeranno. L'obiettivo di demo poi sarà che il reattore, una volta non più funzionante, viene messo da qualche parte e in un centinaio di anni di decadimento possa poi essere rotato. Quindi l'obiettivo della fusione è questo, è non avere scorie e questo lo facciamo. In più ha il grosso vantaggio che, ad esempio, togliendo l'apporto di iniettori di neutri, le reazioni di fusione decadono immediatamente, quindi non è come nella fissione, vedi Chernobyl, Fukushima e altri disastri, per cui arrivati a un certo punto di non ritorno non sono più capaci di tornare indietro e quindi le reazioni vanno finché distruggo tutto. Nella fusione non è così, abbiamo altri problemi, naturalmente l'instabilità del plasma, abbiamo
problema tecnologico, e questo se volete spiegare perché non ci siamo ancora. Ci stiamo provando. Sui tempi c'è una barzelletta che gira nel nostro ambiente, però non so se la posso dire perché è piuttosto che dice che appunto ogni 2 anni noi andiamo avanti di 4, no? Cioè passano 2 anni e la fusione diciamo tra 4 anni, quindi no, lo diciamo così perché ci rendiamo conto, no, è che si scoprono cose nuove, no? E quindi si scoprono anche nuovi problemi, si scoprono come risolverli, delle volte si imboccano strade sbagliate di non tornare indietro, eccetera. Bene, se c'è un'altra domanda, me le fate, prego, me le fate. Eventualmente dopo. Sulla stampa si legge anche di nuove configurazioni, lo Stellarator. Sì, ecco, lo Stellarator è il piano B. Lo Stellarator che viene realizzato in Germania, vicino al mare del nord, è una cosa estremamente complicata, no? A livello di bobine, no? Lo si può vedere, però ha il vantaggio che, ok, costruttivamente è un incubo quella macchina, io l'ho visitata, è una macchina veramente, è un'altra macchina con confinamento magnetico. Diciamo che qualora i tokamak non dovessero funzionare, gli Stellarator sono i più promettenti. Va detto anche che negli Stati Uniti studiano la fusione a confinamento inerziale, che è un altro, no? Quindi dei grossi laser che confinano, diciamo, le particelle. Quella ha anche dei risvolti, diciamo, di natura militare. Vabbè, gli Stati Uniti stanno andando avanti anche su quella. Ci sono però diciamo, segnali positivi, ne ricordo 2. Sapete a quale nazionalità appartengono le nazioni che si sono, le industrie che si sono aggiudicate il maggior numero di commesse per valore per Inter? All'Italia. Cioè noi in Italia siamo riusciti con le nostre aziende a portare via veramente commesse per un significativo importo anche alla Germania, no? Ad esempio, che si riteneva, no, sicuramente in prima fila. E questo è sicuramente un aspetto positivo. Scusi, poi sulla stampa si legge di molte compagnie private che si sono messe a realizzare esperimenti, diciamo, per la fusione in modo molto segreto. Sì. Anche Eni ha messo una quota in una L'Eni è in DDT, allora l'Eni nell'esperimento che citavo prima, stanno progettando con noi, mi pare che stiano occupandosi dell'impianto di raffreddamento di DDT. Cioè, allora, evidentemente ci sono delle compagnie, se volete, più lungimiranti di altre, che capendo quali sono le potenzialità offerte dalla fusione, anche se non sono immediatamente fruibili, vogliono mettersi in naso. E se volete anche un po' il guaio di ITER. Cioè ITER è una macchina dove tutti vogliono mettere il naso dappertutto e quindi non è stato possibile dire, no, ad alcuni, vabbè, voi siete bravi, fate solo per esempio l'impianto criogenico, no? Oppure fate solo le bobine, oppure fate solo i magneti, oppure fate solo la camera da vuoto, e tutti vogliono mettere il naso dappertutto, e questo ha significato delle discussioni politiche e tecniche infinite, per cui adesso purtroppo si vede quello che sta succedendo, no? Perché è tutto strategico, cioè diciamo tutti i paesi vorrebbero un po' mettere il naso dappertutto, perché evidentemente l'obiettivo è quello poi di poterselo fare in casa, ma insomma, è anche l'auspicio evidentemente, no? La condivisione della conoscenza alla base di tutto. Pensate per esempio che la Cina sull'energia ha un budget limitato, cioè la Cina per l'energia spende qualunque cifra, perché sa che bene o male, e si butta anche i progetti, anche strampalati, investendo milioni. Addirittura l'atteggiamento cinese per certi versi è molto più pragmatico di quello europeo. Per esempio loro dicono, ma costruiamolo comunque sia, al massimo lo rifaremo. Cioè loro dicono, non importa se poi abbiamo buttato milioni, miliardi, insomma, no? E comunque voglio dire, perché è una cosa interessante anche se allora costerà 25 miliardi e diciamo costerà 1 milione al giorno far funzionare ITER. Però pensate che durante questi 100 giorni di guerra quello che abbiamo speso per la Russia è 1 miliardo al giorno, per cui se facciamo il conto 25 miliardi è il costo di un'Olimpiade, no? Più o meno. Quindi voglio dire che un solo paese come l'Italia che si fa un'Olimpiade spende 5 miliardi, quindi abbiamo più del 70% del PIL mondiale e quindi possiamo, diciamo, no, investire in ITER. Se volete è proprio anche un grande esperimento di mettersi d'accordo, no? Perché la comunità scientifica è molto vasta, ci sono anche ovviamente scelte politiche, ci sono altre cose, vabbè, modi di ragionare, le normative, cioè, banalmente quella che vedete dalle finestre di dietro è la linea in alta tensione, quella l'ha fatta Hitachi in Giappone, quindi è una linea in esafloruro a 6 bar, no? Cioè pensate come far diciamo digerire ai tecnici Hitachi il fatto che porti una cosa del genere
e in Italia abbiamo un regolamento INAIL per cui è un recipiente in pressione, e quindi c'è tutta una domanda guarda i consulenti italiani, perché poi loro costruiscono con le loro norme, eccetera, però dopo devi metterla qua a Padova, no? Per non parlare dei problemi con i vigili del fuoco. Evidentemente con Sosterrefix in questo diciamo, momento che è stato dal 2016 che abbiamo costruito questi edifici fino ad oggi, ha fatto da interfaccia, no? Tecnica per anche tutta questa serie di cose. Qui da noi sono presenti 3 dei 7 partner, quindi abbiamo l'India, abbiamo l'Unione Europea e il Giappone, cioè, che hanno contribuito per la realizzazione di quello che vedete, per complessivi 200 milioni di euro. Gli edifici sono costati 20 milioni di euro su un regalo del governo italiano e siamo riusciti a portarla a Padova. Quindi l'Italia è riuscita a strappare a tutta l'Europa la più grande test facility per ITER, ma anche questo è un risultato di cui andare orgogliosi, perché ovviamente per esempio i tedeschi anche su questo non l'hanno presa molto bene, perché loro avrebbero voluto averla da loro, ma insomma siamo riusciti a farla da noi. Ecco, allora se non ci sono altre domande direi che possiamo fare il giro, perché così le altre domande le facciamo per strada, no?